Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti a Barbarano Romano, nella Tuscia viterbese, terra degli Etruschi. Il comune si trova a 340 metri sul livello del mare e conta 1085 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Barbarano Romano! Oggi come oggi notiamo che il fenomeno dello spopolamento dei paesi è in costante crescita. Noi, ragazzi di Barbarano, stiamo andando un po' controcorrente a questo fenomeno, perché comunque siamo attaccati alle radici e alle tradizioni del nostro paese. Poi, essendo nati qui, io la considero anche una fortuna, perché comunque siamo in un certo senso, tra virgolette, protetti anche. Viviamo ancora una vita semplice, quindi forse è proprio questa la ragione che ci porta a rimanere qui. Io studio comunque fuori, però tendo sempre a rimanere a Barbarano perché comunque noi giovani crediamo di poter valorizzare in qualche modo, vogliamo, ci proviamo con le varie organizzazioni, facciamo comunque tutti parte della Prologo, ho ancora la fortuna di avere la nonna, gli zii, i parenti, e quindi finché posso rimango a Barbarano per godermi insomma tutte queste cose. Speriamo un giorno di costruire quello che hanno fatto i nostri genitori di conseguenza. Sono il sindaco di un piccolo paesino in provincia di Viterbo, Barbarano Romano. La sua popolazione attualmente è di 1085 abitanti, distiamo circa 60 km da Roma. È un borgo di epoca medievale, è arroccato su un'alta rupe di roccia vulcanica formata a cuneo, circondato da pareti rocciose. Due dei tre lati sono protette da gole scavate nel corso dei secoli dai torrenti. Queste gole sono chiamate forre. Il terzo lato è protetto da un'imponente cinta muraria risalente al XIV-XV secolo, su cui sono state inserite torri quadrilatere e circolari. Il nostro paese rappresenta un classico borgo di epoca medievale a spina di pesce, con una strada centrale e due strade parallele laterali. Barbarano è anche ente gestore del parco regionale Marturanum, che prende la sua denominazione da una antica città etrusca. Nel nostro territorio sono presenti importanti necropoli rupestri di epoca etrusca. Dall'anno scorso a Barbarano è iniziata pure una campagna di scavo dell'Università Baylor del Texas. Il nostro gonfalone rappresenta il castello longobardo di colore rosso con tre torri. Quella centrale più alta che richiama a un'antica torre longobarda a forma pentagonale, purtroppo caduta nel 1930. Barbarano Romano per me è la vita, sono proprio innamorato e spero che anche con il vostro aiuto venga conosciuto a livello nazionale e pure internazionale, perché Barbarano merita. Anche la tradizione religiosa di Barbarano Romano è molto antica. Andiamo a conoscere il parroco.
comunità religiosa di Barbarano possiamo dire che è una comunità giovane. Perché giovane? Perché purtroppo Barbarano è un paese piccolo, non ha più le scuole e la chiesa rimane l'unico punto fermo di aggregazione, di socializzazione, di cultura, se vogliamo anche di spettacolo, è l'unica realtà che mantiene vivo il paese. E quindi la gente partecipa, vive con fede gli eventi religiosi proprio strettamente che fanno riferimento a quella che è la realtà del paese, quelle che sono le realtà della vita della Chiesa. Quindi è una bella Chiesa, una Chiesa viva, certo che ha bisogno di essere sempre purificata, aiutata, guidata, però una Chiesa bella. Bella perché poi anche la Chiesa è bella, il paese tiene tanto alla sua Chiesa, anche perché quella che è la realtà proprio strutturale è voluta dal paese. Nel Settecento viene costruita la nuova Chiesa che la popolazione paga. E quindi, se vogliamo, la Chiesa è espressione della grande fede di Barbarano per la Madonna Assunta, perché è dedicata alla Vergine Santissima, e poi, ecco, il fiore all'occhiello, Santa Barbara. Barbarano è appassionato, innamorato di Santa Barbara e il 4 dicembre qui avviene qualche cosa di straordinario, perché la popolazione piccolissima è tutta in chiesa, tutta, dal più grande al più piccolo. Proprio perché Santa Barbara ha sempre segnato nella quotidianità la presenza di Cristo. L'evento più bello, più particolare, più significativo forse è quello del 1930. Accanto al comune c'era una torre alta 34 metri e una vecchietta che abitava in località Castello la notte si sogna Santa Barbara con la Madonna del Rosario che tengono la torre. L'indomani si sveglia, pensa e ripensa al sogno, la gente parte per andare nelle campagne, sono tutti contadini ancora oggi. E che cosa succede? Succede che la torre crolla su se stessa. Il miracolo qual è? Il miracolo è che nel paese non c'era nessuno, quindi non ci sono stati né feriti, non ci sono stati problemi, anche perché la torre è caduta su se stessa. Evento prodigioso, segno di fede qual è stato? Che nel momento in cui sono svaniti tutti i fumi del crollo, una chioccia con i pulcini è uscita da sotto le macerie. Quindi Santa Barbara, la Vergine Santissima, che hanno protetto Barbarano da questo crollo. Allora ecco che ogni volta che arriva il 4 di dicembre, Barbarano esplode in questa dimostrazione di fede. C'è quel balconcino lassù dove il 3 sera viene esposto il busto della Santa, la gente si emoziona, piange, sorride, applaude, viene portata in processione davanti all'altare. Il giorno dopo la celebrazione eucaristica, la processione per tutte le vie del paese. Ma dicevo, la Chiesa contiene tanti tesori, tante bellezze artistiche. Perché? Perché proprio il popolo ha voluto curare sempre di più la sua Chiesa. Allora si trovano affreschi già a partire dal 400, perché l'impianto originario della Chiesa sicuramente romanico, poi decorato nel periodo rinascimentale. Rimangono alcuni affreschi molto belli, nomi come il Pastura, che nell'ambiente viterbese è molto importante, tavole lignee del Salimbeni. La tela di Santa Barbara del Parmigianino, quindi nomi importanti. Perché? Innanzitutto perché Barbarano è vicino a Roma e per un certo periodo storico ha goduto anche dell'amicizia della stessa Roma, Barbarano-Romano. E poi ecco perché la Chiesa ha tenuto sempre un occhio particolare verso questa popolazione. Quindi quello che ammiriamo dentro questa Chiesa ci parla sempre della fede di questo popolo. Continua il nostro itinerario, adesso andiamo ad incontrare il direttore del Parco regionale Marturanum.
Parco regionale Marturanum è un'area protetta regionale che protegge una vasta area all'interno del comune di Barbarano Romano. Il parco comprende un'area importantissima dal punto di vista storico-archeologico, che è la necropoli di San Giuliano, all'interno della quale sono presenti una vasta gamma di sepolture etrusche di ogni epoca, una delle aree più importanti della Tuscia viterbese. Il parco inoltre protegge ambienti naturali e specie selvatiche di notevole importanza. Vi è una vasta area di pascolo gestita a pascolo brado di proprietà del comune di Barbarano Romano, all'interno della quale sono presenti bovini, cavalli e altri armenti gestiti appunto allo stato brado. In questa area molto vasta la fauna, chiaramente la fauna selvatica, trova un habitat idoneo e ideale, e all'interno del parco in generale è presente anche una flora molto importante. C'è una rete di sentieri molto ben attrezzata, molto vasta, che percorre soprattutto l'area della necropoli, ma anche l'area più naturalisticamente interessante. È presente un centro visite e un museo naturalistico all'interno del quale stiamo adesso. È gestito da una cooperativa sociale che si chiama I Semi, il direttore è Andrea Sasso. Questo museo è molto importante perché presenta in poche stanze una somma dei valori che possiamo ritrovare all'interno dell'area protetta. Il centro storico di Barbarano Romano è presente all'interno del parco e anche questo presenta degli aspetti importantissimi dal punto di vista storico, architettonico, ed è molto ben conservato, presentando tutte le caratteristiche architettoniche, appunto strutturali, di un centro storico medievale rimasto, per così dire, intatto. Le signore di Barbarano Romano hanno preparato per noi i piatti della tradizione locale. A voi la gastronomia. Presento le ragazze vestite in costume. Che è un costume che indossano specialmente nelle feste che fanno del paese, diciamo nella vendemmia, nelle feste dell'8 settembre, tutte le feste patronali, diciamo. Presentiamo dei piatti sempre fatti nel nostro paese, dei gnocchi fatti di patate e poi delle fettuccine fatte al ragù, insomma, in tante mode si possono fare questi fettuccini. Pasta e fagioli, uguale, la pasta è sempre fatta in casa ma tutta è stata spezzettata e non tagliata col coltello. Abbiamo della zuppa dei funghi, con i funghi che si trovano in campagna, e poi magari custodita con un pochetto di battuto, fatto soffriggere tutti gli ingredienti, e un piatto completo, diciamo, come primo e secondo fa. Delle lumache fatte uguali al ragù. Dello spezzatino dei cinghiali, che qui nel cinghiale ce n'è quante una ne vuole. Qui abbiamo poi della pezzata fatta con la carne di pecora e cucinata, che ci vuole un po' di tempo, insomma, per la pezzata è una cucina che va fatta con parecchio tempo. Poi abbiamo dell'acqua cotta, sempre fatta con le verdure, roba sempre del posto, ecco. Delle fagiole con le gotiche, sempre uguale in piatto, sempre barbaranese, del miele, sempre della zona nostra, e infine abbiamo dei dolci. Queste sono le ciambelline col vino e quelle invece sono i tozzetti con le nocche tagliate e poi, diciamo, ribruscate al forno. Qui abbiamo dell'olio, sempre del posto, diciamo, che è olio d'oliva perfetto, che per mangiarlo specialmente sulla roba a crudo, sull'insalata, sulle zuppe. È un olio dolce, buono. A Barbarano Romano siamo nella terra degli Etruschi, quindi andiamo a visitare il museo archeologico delle necropoli rupestri.
Barbarano Romano nel Museo delle Necropoli Rupestri è un piccolo gioiello tra i vari di Barbarano. Il materiale esposto è proveniente esclusivamente dal territorio di Barbarano e dalle varie necropoli. Quindi abbiamo un'esposizione di tutto il periodo storico che va dal IX al IV-III secolo a.C. Le necropoli più importanti sono la necropoli ad incinerazione di Campo Sant'Antonio, di cui sono esposti quasi la maggior parte dei materiali, consistenti prevalentemente in biconici e oggetti del corredo. Nei secoli successivi le necropoli, poi quelle che si vedono effettivamente facendo una bella passeggiata, sono quelle leggermente più tarde, a partire dal VII secolo, costituite prevalentemente da tombe a camera, scavate nelle pareti di tufo dei valloni che circondano Barbarano. Sono molto varie perché c'è proprio rappresentata tutta la tipologia delle tombe rupestri presenti nell'Etruria in genere. Da queste tombe provengono tutta una serie di materiali, sia di importazione, ma in gran parte materiali lavorati, fabbricati direttamente nella zona di Barbarano. Particolarmente importanti sono i sarcofagi. Unicum finora è il grande obelisco che era davanti ad una tomba della necropoli in località Valle. Sono presenti provenienti da località sempre di Barbarano, da San Simone, dove dovrebbe esserci anche un tempio, materiali votivi. Quindi non solo da necropoli ma anche da depositi che erano vicino ai templi, e quindi materiale sia di uso quotidiano come pentole eccetera, ma anche e soprattutto votivi anatomici. A Barbarano ci sarebbe ancora tanto da scavare, quindi sia tombe che sono state abbondantemente visitate dai clandestini, ma anche tombe ancora integre. Basterebbe semplicemente fare un'ottima campagna di scavo. Le feste di Barbarano Romano sono sempre accompagnate dalla banda comunale. La parola al direttore. Storie sulla banda di Barbarano Romano, la storia è molto antica, si parte già da metà del Settecento, dove si parla di una banda di pifferi che sfilava per il paese animando le principali feste cittadine. La banda di Barbarano oggi è una banda che conta 30 elementi, si parte dai 7 ai 78 anni ed è una banda che va ad animare le principali feste paesane. La più importante è la festa di Santa Barbara che si svolge il 4 dicembre. Animiamo il concerto di Natale, è una banda, come dicevo, molto giovane. Io personalmente ne faccio parte dal 98, quindi sono appena 19 anni e mi pregio di essere il direttore di questa banda. Con il signor Nazareno andiamo a scoprire le tante manifestazioni organizzate dall'Associazione Pro Loco nel corso dell'anno. La nuova Pro Loco, in collaborazione con il comune e con il parroco di Barbarano Romano, organizzano diverse feste.
7 sono quelle ormai già belle posizionate in questo paese. Quella che è sempre classica, l'inizio sarebbe il Carnevale. Poi l'altra festa che si organizza, che è la più vecchia, la più anziana e la più sentita del paese, è la Tozzata, che praticamente sarebbe la preparazione del formaggio e poi mangiare la ricotta ancora calda, messa su ciotole particolari, col pane, con l'olio, questa preparazione. E poi ci sarà la festa presso tutta quanta della Tozzata, che praticamente sono le carni tipiche di queste parti, perché qui abbiamo a Barbarano tutti gli animali allo stato brado, quindi la carne fresca, dalle pecore alle mucche e altri tipi di carni, più le verdure di zona, che qui ce ne sono tante come verdure di zona. E si svolge questo qui al Caiolo, praticamente al Parco Marturano, dove la gente che viene non fa soltanto il pranzo, la festa, la musica, ma può andare anche a visitare le tombe, perché praticamente c'è la parte etrusca. Un'altra festa poi che si svolge qui a Barbarano, Barbarock, molto apprezzata. Poi un'altra festa inventata, però questa qui devo dirlo, dalla nuova Proloco, il pizzicotto, che è una pasta un po' particolare. È una pasta, acqua e farina, che viene spezzettata, e in aggiunta a quello praticamente viene fatto anche quello che è di zona qui. Poi ci sta un'altra festa che viene preparata qui a Barbarano, è quella molto più antica pure questa qui, che è la festa della lumaca. Poi a ottobre c'è una sagra, più che una sagra è una festa, è la festa della vendemmia. Si evoca e si riprendono i vestiti di quella volta, riprodotti, perché qui piace molto fare le feste in costume. È la cosa più bella, vedrete i giovani che si impegnano per quello che è stato il passato e il presente. Barbarano, noi stiamo qua, vi aspettiamo. E Barbarano Romano è anche terra di allevatori e non solo. La caratteristica di Barbarano è soprattutto l'allevamento che viene fatto allo stato semibrado, possiamo dire. Ecco, infatti all'interno di questo territorio prima è adibito solo per le coltivazioni del grano, oggi è adibito a pascolo collettivo. All'interno vivono proprio così allo stato brado vacche, pecore e cavalli. E l'allevamento, quello più importante, forse il fiore all'occhiello, è l'allevamento dei bovini. Insieme alla vacca viene allevato anche il cavallo. Una tradizione molto antica, che mi piace magari parlarne un attimo, è la tradizione dei poeti a braccio, che prende spunto dall'ottava rima dei cantari trecenteschi, dei poemi cavallereschi. Faccio un saluto al paese, a Barbarano. Porgo il saluto primo a Barbarano, ricco di antichità e tradizione. Sembra un pittore t'affatto con la mano, degno modello della perfezione. Sempre io ti vedo ridente e sano, e gli occhi mi riempi d'emozione. Che sia tu fiore di rosa o fiore di daglia,
Barbarano sei il borgo più bello tu d'Italia. Regà, venite a Barbarano, il meglio paese del Cucuzzaro, con le Etruschi, l'acqua cotta e il panotto e la ricotta. Il territorio di Barbarano Romano è un vero museo a cielo aperto e merita più di una visita. Per tutti gli approfondimenti consultate il nostro sito. Buone passeggiate nella Tuscia Viterbese, terra degli Etruschi, e buone passeggiate a Barbarano Romano. Ciao!